silenzio, che non c'è bisogno del microfono. Grazie di essere qui a compagnia mia e di Eric Umberto Coretto, l'autore del libro che questa sera dobbiamo presentare, che è la storia degli Alvin senza paura. Presente c'è anche il Paolo Marchetti, vicepresidente della sezione ANA di Vicenza, che questa sera farà le leggi del presidente Luciano Cherubini, che purtroppo per una serie di imprevisti non è potuto essere presente. Signor Marchetti, se vuole fare un saluto, se vuole dire qualcosa. Così di brutto. Devo alzare. Grazie per il coraggio. Grazie a te. Grazie. Beh, come si dice pochi ma buoni, no? Sì. Visto che è scritto in dialetto, bellissimo. No, ma rappresento la sezione alpini di Vicenza come anche il capozona e il primo, dentro quindi un saluto da parte della sezione alpini. Interessante la questione di questo libro per un motivo molto semplice, perché rientra in quella che è la nostra filosofia, cioè per non dimenticare. Non è una situazione che così una prima visione, una prima lettura può portare a delle interpretazioni diverse, il fatto di utilizzare la lingua veneta. Si usa, abbiamo visto, è stata usata la lingua veneta per coltivare e salvaguardare determinate radici. Ovviamente dal mio punto di vista, per fortuna che è scritto in Veneto, se fosse scritto in bergamasco non sarebbe oppure in Veneto romano, oppure in Veneto fulano, è una cosa incredibile. Al di là di questo, interessante l'operazione, perché va a aggiungersi a tante altre e serve a implementare e a complementare la già copiosa peraltro bibliografia sugli alpini e le loro storie. Mi auguro che il libro abbia successo, perché è una testimonianza anche non solo storica, ma è una testimonianza di affetto nei confronti di una persona che ha vissuto determinate situazioni. Purtroppo devo dire che si pensava, già parlando degli anniversari che stiamo vivendo, cioè il centenario della Grande Guerra, ma ritornando a un periodo più recente, la Seconda Guerra Mondiale, si pensava di non dover più parlare di guerra. Attualmente stiamo ancora parlando di guerra e non sappiamo come andrà a finire. Quindi la storia dovrebbe insegnare qualcosa. Quello che sta succedendo adesso è la testimonianza che pochi hanno capito questa lezione. E mi permetto di sottolineare una cosa: tante volte la gente pensa che l'associazione alpini sia un'associazione di guerra fondaia. Noi cerchiamo di tramandare la nostra storia per far capire che se c'è gente che odia lo strumento della guerra, e comunque Grazie. Grazie mille. Allora iniziamo con la presentazione. Allora, la storia degli Alvin senza paura è la storia di Natale Turcato, classe 1919, tuttora in vita e nonno di Eric. Lui ha 19 anni, lui come tantissimi altri giovani veneti negli anni del secondo conflitto mondiale. Originario del Coaro, sì. Esatto. È stato costretto, come tantissimi altri giovani veneti, ad abbandonare tutto, famiglia, lavoro, affetti, per andare a combattere un nemico che fondamentalmente non conosceva. Quindi Natale a un certo punto parte a malincuore e va a combattere, e nel 1943, a seguito della firma dell'armistizio del 4 di settembre, cade nelle mani dei tedeschi, che lo deportano nel lager di Berlino, di Württemberg. Successivamente ai tedeschi si sostituiscono
sentì di raccontare la sua nonna. Quindi come mai, e già parto da qui, no? Come mai hai scelto di raccontare la storia di tuo nonno e di raccontarla nello stesso identico modo in cui lui te le raccontava a voce? Beh, grazie per la domanda, perché uno dei motivi che mi hanno in qualche modo spinto a scrivere il libro, facendo appunto questa scelta. Il libro è nato in un modo abbastanza generico, nel senso che io durante gli ultimi anni ho iniziato a raccogliere le memorie di mio nonno. Ho iniziato a raccoglierle per quale motivo? Per il fatto che mio nonno ha sempre avuto la voglia di raccontare, cosa che non è comune a tutti, nel senso che molti alpini che ho conosciuto dell'età di mio nonno spesso non hanno voluto raccontare fino in fondo quello che hanno vissuto. Mi sono reso conto quindi, anche perché mi confrontavo con persone che mi dicevano le stesse cose, che avevo in mano una fortuna, nel senso quella di avere in casa mia un nonno che aveva voglia di raccontare quello che aveva vissuto o che aveva dovuto vivere. Ho iniziato quindi a trascrivere queste memorie e a un certo punto ho iniziato a riordinarle a livello cronologico. Ho anche controllato che queste corrispondessero alla realtà, nel senso ho studiato quelle che erano state le vicissitudini del gruppo alpini a cui faceva riferimento mio nonno e ho visto che tutto quanto coincideva. Alla fine ho iniziato a rimettere ordine e a trascrivere tutto in maniera pulita. A un certo punto però, quando avevo raggiunto ormai uno stato di avanzamento dei lavori, se così si può dire, di oltre il 50%, mi sono reso conto che tutte queste memorie che avevo in qualche modo tradotto, rileggendole non mi trasmettevano le stesse emozioni che provavo nel momento in cui sentivo mio nonno raccontare queste stesse storie. Ho voluto quindi provare una sorta di azzardo, nel senso che ho voluto provare a trascriverle così come lui me le aveva raccontate, e usando la sua stessa lingua, le sue stesse espressioni e i suoi stessi modi di dire. E credo che questa sia stata una scelta, seppur difficile all'inizio, perché ha comportato delle difficoltà in più nello scrivere, e sia stata comunque una scelta apprezzata da chi ha letto il libro e da chi ha l'occasione di sentirlo leggere. Ecco, appunto io so che tu per fare questa operazione, quindi per scrivere esattamente come tuo nonno ti raccontava, hai compiuto una ricerca accurata, lunga, anche abbastanza importante, sia linguistica che culturale e storica. Tanto è vero che ci sono anche dei documenti storici a supporto di quello che tu scrivi, no? E anche delle immagini d'epoca. Ci spieghi un po' come hai svolto questa ricerca, come sei partito a farla? Beh, in buona sostanza, come dicevo, tutto è nato perché ho voluto trasmettere alle altre persone e a chi verrà dopo di noi, insomma, se è possibile, la memoria di un alpino che ha vissuto la tragedia della seconda guerra mondiale. E all'interno di questa operazione ho avuto la fortuna di svolgere due tipi di ricerche. Una ricerca storica da un lato, che veniva supportata dai documenti che sono riuscito a trovare a casa di mio nonno, che aveva in qualche modo conservato scrupolosamente, e dall'altro dal punto di vista linguistico, nel senso che mi sono trovato davanti alla sfida di trascrivere in modo organico e meditato quella lingua che io finora avevo sempre sentito soltanto parlare. Per cui in collaborazione anche con un istituto della Regione Veneto sono state fatte delle ricerche in modo tale da trascrivere in modo corretto e organico la lingua veneta, così come io l'avevo sentita raccontare e parlare, e tutte queste regole di lettura e scrittura sono state raccolte in un appendice che ho ricordato alla fine del libro e che si intitola appunto La lingua veneta scritta, dove ho raccolto le principali regole di stesura che ho seguito nella scrittura del libro. Puoi leggerci qualcosa per il brano? Certamente. Allora, c'è una particolarità che adesso vi spiegherò. Alcuni mi chiedono come mai ho intitolato il libro La storia degli Ioannin senza paura, e questo è il prossimo capitolo che vi leggerò. Mio nonno comunque si chiama Toccato Natale, Ioannin perché in realtà era conosciuto come Giovanni,
stato un fatto abbastanza simpatico, nel senso che mio nonno mi raccontava che quando gli è arrivata la cartolina per partire per il servizio militare, in buona sostanza questa cartolina era indirizzata a Turcato Natale. In città, paesino di Marano all'epoca, con pochi abitanti, tutti lo conoscevano come Giovanni. E cosa era successo? Era successo semplicemente che e lui ha scoperto in quel momento, all'età di 19 anni, che quando lui era nato, la mamma si era recata in chiesa per trascrivere appunto questa nascita e l'aveva indicato come Turcato Giovanni. Il papà, che doveva fare la stessa cosa e si era preso l'impegno di andare in comune per dichiarare questa nascita, e durante il tragitto si è ricordato che aveva un amico durante la prima guerra mondiale, anche lui alpino, che era deceduto in guerra purtroppo, e che era nato lo stesso giorno di mio nonno, quindi avevano in comune il compleanno. Questa persona si chiamava Natale, per cui abbiamo pensato di andare in comune e chiamare mio nonno Natale, senza però dirlo a nessuno, ok? Per cui mio nonno risultò Turcato Natale per lo Stato e Turcato Giovanni per la Chiesa. Ecco, qui è stata un po' la vicenda simpatica che... Ci legge allora la parte del Sì. capitolo. Allora, il primo capitolo che vi voglio leggere questa sera è un capitolo simpatico che alla fine vi fa capire come mai mio nonno fu chiamato così. È un capitolo che si svolge appena dopo la partenza di mio nonno per la caserma e che poi seguirà appunto la partenza per la guerra vera e propria. Mio nonno fu mandato in caserma a Gorizia, nella caserma di Sant'Andrea, che oggi è in territorio sloveno, se non ricordo male, e lì rimase qualche mese per addestrarsi prima di essere spedito effettivamente ai combattimenti. E qui si svolge questo capitolo. Un bel dì, a già ricamerata, sentato su una branda. Aveva un mio amico Angelo Losco, da Torre, e un'altra recluta di Comì, uno per parte. A un certo punto ne si è venuto davanti un vecchio, inteso come quelli che avevano magari 2 o 3 anni di più, ma che erano già, diciamo, esperti. Con la barba lunga, Presello, gli chiamava. Non c'era mai una persona grande, di quelle che ti fa impressione. Si può dire che già era una mezza caricatura, a regola di tante altre. E si senta solo di fronte agli altri e gatta che a parlare. Mi però capiva solo che le bestemmie, perché parlava per furlare. Mi ricordo che trase attorno la testa finché ne contava tutte le sue storie. A sentir lui pare che fosse un gran personaggio. E disse di essere stato sul Monte Canin e in volta per non so quanti altri posti. Insomma, diciamo che si dasea tanta importanza, anche a massa per i miei gusti. I sbruffoni, in fondo, non mi è mai piaciuti. Fatto sta che trando attorno alla testa, che si andava a portare il capello. E dove se lo finio? Proprio sotto le mie gambe. Sicché mi ha guardato dritto in tegli occhi e mi ha detto: "Tome sul capello, matta." Tutto è su, che ho risposto. Ma scherziamo neanche. Dire che è un'offesa così a un vecchio. Lei va in piedi, ha aperto una bocca che pare che volesse mangiare. E loro sono levato in piedi in cammino e prima che potesse capire cosa che gli altro succedere, mi guardava un destro di quelli potenti. So che indosso aveva una giacchetta di teglia che la mangiava bene a comoda. Bene, la sera di scusia tutto torno, sarà stata qua, solo che la spagliò. Gobbio da fare un tocco, più tardi, per così da su. E insomma sto Presello ne da finire solo l'altra fila di brande e si era per lo schiena aggattato sulle gambe per aria, ma non mi ha fatto neanche ora a mirare su, che sono in cammino. Allora c'è subito per stomaco che ho fatto per dargli una nata più forte. Intanto però uno mi ha ciapato per da dritto e già era il sergente maggiore Tosolini della zona di Udine. Avuto che parlo e mi ha domandato. A me solo che difeso, che ho risposto io. Ma è stata una bella difesa la mia. Ciò che sarà stanca un perché se involti di sera che se ti ciapi un pugno da una delle artiglierie da montagna non te sei se è un castigo da Dio o un appellato in muro. Non c'era passato neanche 8 dì dal pugno che vi avevamo là a Presello
te li sentivi dire: ma a te, guarda che abbiamo messo le fette di patata in moglie, in una seccia piena di pisso del musso. Pareceve che se questo qua è la vostra ora. Ma cos'è questo? Pitardi, che metteva anche le saglie da vicino. E ogni altro dì, che da sera aveva mischiata e gli voltava una a una. E beh, se gli ufficiali sapeva tutto, ma non gli diceva niente perché già era d'accordo con invece. Una volta lo sentivo Michi che diceva: noi li sparmiamo di giorno, voi li sparmete di notte. Sì che una sera, dopo che aveva suonato il silenzio, abbiamo sentito suonare le larme. Cioè siamo tirati su impressa e siamo guardati su quel muso dicendo: ostrega, cosa che sei adesso? Intanto si casca anche la porta doppia in fondo della camerata e si vengono dentro 5 veci. 4 teneva su un baldacchino da processione, fatto con altrettanti pali di legno dritti e una quarta persona. Sotto sto baldacchino che già era l'ultimo della squadra, con un isolo bianco a farghe da mantello. In mano questo che aveva una seccia mezza piena di quelle famose fette di patata. Ciao, visto così, a me c'era sulla sinistra e ho visto tutti i miei compagni in ginocchio in fondo alla branda con le manine giunte. A voi ti vado a vedere anche un certo Bortolaso da Vicenza, un mio scritto. E sarà stato 10-15 kg di piede e so che aveva il naso schizzato perché faceva pugilato. E insomma, sti 5 briganti, gli si andava dal primo delle figlie, e che cadeva in bocca una fetta di patata dicendo che in onore del terzo montagna ciappa sta patata e mangia. E lui l'aveva tenuta come che fosse stata una particola. Cosa che mi ha dato a vedere. La gamma che ha fatto una faccia triste, che mi ha fatto infine perché a farlo mese prima. Fatto il primo e si è passato il secondo. Si che arriva da me, che già era il terzo delle figlie. Mi è già resta fermo, quieto, buttato in branda. A quel punto uno dei 5 me l'ha domandato: e ti? Cioè che aveva una faccia da sciaffa che l'avevo ancora presente qua, davanti agli occhi. E mi a sto ben così, che ho risposto. E allora, invece che una, te ne ciappi 10. Se pare disgrazia gli era in piedi, non vi sparagnavo un cassotto neanche se credete di portare via la testa. Fatto sta, chi si è passato e si è andato via. E così gli ha fatto tutte le sue comunioni, come dei pori pandoni, tutti fuori che me. Cioè un poco che fosse stato istruito a me papà avanti nella via soldata, un poco che fosse stato salvato con il mio. Fatto sta che mi già apparecciava tutto. Se per quello che i miei compagni d'armi mi chiamava, io anni senza paura. Questo è stato un episodio anche divertente che ha fatto anche un po' capire un po' il carattere di tuo nonno, no? Quindi adesso Giovanni, chiamiamolo Giovanni, che tutti lo conoscono così, è partito, è andato in guerra, è andato a combattere, poi cosa è successo? Beh, dopo un poco tempo da questo episodio, mio nonno insieme al suo gruppo di artiglieria alpina, il Valisonzo, mio nonno in particolar modo faceva parte della 37esima batteria del gruppo alpini Valisonzo, e assieme al battaglione Vallegra viene inviato in Albania. In Albania inizia di fatto, e da già iniziato, loro arrivano in un secondo momento, la campagna di Grecia. È una situazione abbastanza diciamo pericolosa per l'esercito italiano, perché in quel momento si trovano in qualche modo respinti dall'esercito greco, per cui di fatto loro si trovano a portare avanti le campagne di Grecia ma in territorio albanese, territorio che era già italiano. A quel punto c'è l'intervento della Germania che in qualche modo accerchia le truppe greche, in qualche modo le disperdono, per cui le truppe italiane riescono ad avanzare e occupano effettivamente il territorio greco. E da lì mio nonno viene successivamente mandato in Montenegro per diciamo sedare delle rivolte ad opera dei partigiani, in quanto anche il territorio montenegrino e
lago era stato occupato dalle truppe tedesche, più che altro per raggiungere quelle italiane e concludere l'operazione della campagna di Grecia. E non è in tutto questo periodo in cui lui è stato via, Sì. non è mai tornato a casa in Vicenza, come le riprendeva, come vi raccontava, magari quando tornava? Beh, mio nonno è tornato a casa in Vicenza e questo è un bel capitolo che vi leggerò. Dopo 2 anni esatti della sua partenza. È partito per la Vicenza che si trovava già in territorio montenegrino. E vi leggerò questo capitolo perché merita di essere ascoltato. Già era il 2 settembre del 42, con suo partito dai Balcani per venire a casa in Vicenza. Già era 2 anni e mezzo giusti che già era via. Che la mattina mi e il madre, un suo amico, siamo partiti di corsa come 2 diavoli, sopra il sentiero in mezzo ai boschi. Possiamo arrivare in fondo che non cadeva i camion che mi aspettava. Siamo montati su e ne camminare a Cattaro. Là siamo stati fermi 5 dì prima di imbarcarsi. Mi ricordo che una sera avevo mangiato su quante sardelle e di notte mi ho svegliato che aveva una sera rabbiosa. Sì che sono da bere alla fontana che però non ne pisava niente. Dico che c'è uno che mi ha detto che le sarava da notte e allora sono andato al porto e mi ho sguardato la bocca con l'acqua del mare. A Cattaro c'era della gente che andava e che veniva. Un colpo in di mandare a me e a sto mio amico di andare a dare una mano dentro in cucina. Sì che mi ha detto il male, ascoltami me, se meglio che devo. Difatti da là io mi porta via un bel tocco di formaggio grande. So che lo abbiamo sconto bene, dentro sul zainetto. Ai 7 di settembre, la mattina buona, seguiamo in barca. Siamo venuti su quel mare dove la costa della Dalmazia. Alla fine siamo sbarcati al porto del fiume. Lei ha negato di farmi un paio di settimane prima di mandarmi a casa per vedere se già ero sani o ammalati. Ma appena che ne abbiamo letto, abbiamo accettato il treno e siamo partiti. Siamo arrivati a Vicenza che c'era notte fonda, sarà stata mezzanotte o un volto, e non che già era più coincidenza per schio. Già era in un bel cepetto del vini. So che siamo andati a bere al bar della stazione e lì uno mi ha detto che andiamo su a Montebello. Sì che siamo andati, tanto col salto che avevano da fare. Là siamo sentati fuori, sui scalini della chiesa. Siamo stati a un bel tocco finché si avevamo indormessato. La mattina del Rio, già era il 29 di settembre del 42. Mi e il Manuel siamo andati sulla stazione dei treni che già era appena spunta il sole. Io mi c'è il primo treno che andava sullo schio e siamo stati verso Tiene e mi ha detto: ma non te smontare la mia mano, no? Vieni su con me a schio che devo bere un gotto alla grotta. Dai avanti, non sta fatto pregare. E allora siamo dismontati. So che c'era piena di gente lì fuori dalle stazioni di treno. Fatto sta che siamo da dentro su sta osteria, al di là della strada, e subito tre di noi altri si è venuto dentro due della mia contraria. E c'era Tony Pasin e suo papà. Tony c'era un cocciassa, il cavalario 7 anni. E c'era lì vicino che faceva i murali e mi aveva da mente andare dentro. Sì che c'era venuto a salutare. Dentro là che c'era tre vecchiotti che suonavano l'armonia e un paio di ferrovieri. Gli altri si chiamano guardato sopra il muso e che abbiamo tirato fuori il formaggio grande che avevano dentro un tesainetto. Bene, abbiamo cominciato a pagare i calici di vermouth a tutti quelli che venivano dentro. Abbiamo mangiato e bevuto finché si avevano imbriagato. Cosa sta verso mezzodì? E il Manuel, il tratto su del peso sulla corriera che andava verso il suo paese, Valli. Mi invece mi cammina a casa Tony Pasini sul ferro della sua bicicletta. A già imbriaco e saccato. So che non mi vedeva neanche 4 idee fuori dagli occhi. Mi pare che fosse una nebbia fissa di quelli che ti può dare a tagliare col portello. Ma insomma, è il signore Cavolesto che sia stato buono per casa. 2 o 3 giorni dopo che già ero venuto a casa, mi si è capitato il Marco, che la volta mi aveva detto: ciao, sento che sei venuto a casa mio papà dalla Francia. Non lo aveva mai visto prima di adesso, le sempre sta lì a lavorare. E allora siamo andati subito dei carabinieri che ha scritto su al nostro comando. In risposta a questi, i che mandano su 12 giorni di licenza straordinaria
sa già rimo dove fare. Ben, che così me. Non stava in mente Rino, a te aspetto volentieri, non mi appressa ad andare via me. E così l'ho fatto. Sì che su sta casa in cammino, 12 dì in più del mese di licenza che mi aveva dato. Mia e Maure siamo arrivati al corpo ai 19 di novembre. I nostri compagni già fermi a scutteri, appena dentro nel bagnino. Che la volta mi ricordo che a Rino io lo salutavo volentieri. Invece a me mi ha detto, Turcato, te si è escluso da tutti i servizi in attesa del processo. Meglio, vi ho detto me, così il manco me lo posso. Passa qualche dì, un colpo sono dentro sulla mia tenda, che avevano 2 quartine da campo parono in dotazione, e ho visto come ne mancava uno. Non mi c'era mai sparire niente fino ad ora, e mi serviva un suo nervoso che non avevo più visto. Sono andato dal sergente maggiore Tosolini, a che tirare fuori la baionetta davanti agli occhi, e che ho domandato, le avevi detto sta qua, Tosolini? Sì, e che ha detto, perché? Se sapessi chi mi ha portato via la copertina, a voler consumare ma a forza di scusarlo. Fammi la carità, va là, ordine mio, va subito in furia e togliene una da luna. E così, se sta finendo tutto. L'8° giorno del mio rientro al corpo, finalmente mi ha chiamato a rapporto. E loro sono andato verso l'ufficio del colonnello e ho battuto sulla porta. Avanti, e mi ha detto, stando dentro. Sicché mi ho aperto la porta e sono andato verso di lui. Le prime parole che mi ha detto le state, bel coraggio, con che la faccia lì, te presenti da me. E che aveva visto che mi giravano dentro senza paura, con un mezzo sorriso sulle bocche. Cosa credevo io? Che fosse andare lagrimando. E mi è venuto infine da ridere. Te lo saprai perché te lo chiamo qua, vero? De preciso no, signor colonnello. Ma te lo saprai manco che ti sei venuto in casa, vi usò con 12 giorni di ritardo, o no? Sì, signor colonnello, e mi avevo visto pentio. Ma ti sei sta a casa? Mi avevo visto pentio, signor colonnello, di non essere sta a casa ancora? Allora lei si è da parare. E mi è venuto 5 l'occhio da cattivo e mi ha spiegato per il muso, ma lo sento che potrei mandarti a gaeta sotto processo. Gavaria caro, signor colonnello, che pigaeta da qua tutti i dì in volta a stupidare. A quel punto si è quietata che ha cambiato espressione come dal dia alla notte e mi ha battuto su una spalla e mi ha detto, lo so che ti sei un bravo soldato, continua così. Abbiamo accennato prima al 43, sì, alla firma l'8 settembre dell'armistizio e alla deportazione di tuo nonno in Germania. Come ha vissuto il periodo di prigionia tuo nonno? Beh, l'episodio dell'8 settembre del 43, che se avete piacere poi mi piacerebbe leggervi, è uno dei più tragici, nel senso che si nota lo sbandamento totale che c'era fra i nostri soldati, fra i nostri alpini. E sbandamento totale perché, come si sente poi all'interno di questo capitolo, mio nonno e i suoi compagni, che erano persone semplici, senza una particolare istruzione, pendevano di fatto dalle labbra dei loro ufficiali. E in quei momenti vedere che nemmeno gli ufficiali sapevano di preciso cosa fare, come dice appunto mio nonno, per loro fu devastante, per cui si sentirono in qualche modo persi assolutamente nelle mani del destino. E io direi leggiamo questo capitolo e poi spieghiamo un attimo qual è stata la sua esperienza. Vai. A me ricordo come che fosse adesso, cos'è venuto il 8 settembre del 43. Già arrivo a Giannina, in Grecia, sul nostro accampamento. Che la sera lì mi già le guardie al peso. La mia batteria di artiglieria alpina, legamento tassione sì e PES. 4 cannoni
cannonsini e 2 mitraglie pesanti. E mi già la protendere un cannonsino. Poco dopo le 7 si è passato il Pini lì davanti di me. E mi ha detto, siamo sta a ascoltare il radio giornale. E mi ha detto che si sta l'armistizio. Sommeia, che sia finita la guerra, è manco per noi altri. Radio giornale, mi non lo avevo neanche mai sentito menzionare. Non so neanche dove che fosse andato ad ascoltarlo. Magari dentro sulla tenda degli ufficiali, perché non sapevo dove altro, se no. Fatto sta che 10 minuti dopo si arriva fuori gli ufficiali. Gli aveva una faccia bianca come la morte. Subito ne ha detto di puntare l'artiglieria verso l'accampamento tedesco. Bisognava paracciarsi a tutto in attesa di ordini, perché neanche lui gli sapeva preciso cosa fare. Non aveva nessuna disposizione né dall'Italia né dal comando italiano di Atene. Appena che stanotte, di sicuro la più lunga di tutta la guerra, vista la situazione, i greci che attaccavano a andare a dire che se noi altri che avessimo attaccato i tedeschi da davanti, lui li cavalli attaccare le spalle. I già erano convinti. Ma come sai che si faceva mettersi a sparare contro i tedeschi? Cosa sarebbe successo dopo? E di trio, alla mattina a buon'ora, ne si arriva l'ordine di paracciarsi per andare in Italia, con tanto di carta fatta dal generale tedesco. E sì che, in mancanza di ordini superiori e con la speranza di tornare a casa il prima possibile, abbiamo versato le armi sul piazzale e si abbiamo paracciato per la partenza. Abbiamo potuto tenersi solo con gioco per ogni squadra, e gli ufficiali, invece, i che sa tenersi le rivoltelle. Bene o male, abbiamo fatto quello che avevano i tedeschi perché si fidavano ancora di lui. Cioè, che avevano combattuto insieme fino il giorno prima, cosa altro potevano fare? L'ordine di partire e ne si arriva ai 13 di settembre. E allora abbiamo tolto su le nostre poche robe e seguiamo incamminando. Seguiamo portato io i muli e anche un bel fiat di vacche, di quelle che avevano sequestrato in volta per le campagne, su uno dei nostri ultimi rastrellamenti. Mi ricordo che abbiamo formato una colonna lunga della strada. Saremmo stati 8 in croce, 2000 soldati. Mi ricordo che tanti civili greci i piangevano guardando la via, perché aveva paura di restare là da soli coi tedeschi. Da Giannina siamo andati a Florina. Abbiamo fatto più di 200 km a piedi in 15 giorni di viaggio. Si camminava più che altro di notte perché intendi già era un caldo che poteva essere all'inferno. Arrivava a Florina i nostri ufficiali che avevano i greci del posto e le bestie che ne sarebbero restate. Quei scheghi che ci pagano potessero comprarsi qualcosa da mangiare per il viaggio, perché da ormai le nostre scorte le attaccava a scarsegliare. So che gli ha tolto più che altro pane, perché costava poco e si conservava meglio. E si che comincia per il treno, dopo aver consegnato ai tedeschi anche le poche rivoltelle e i scioppi che ancora avevano con gli altri. Siamo montati sui vagoni e si adoperava per portare in volta le bestie, in 60, 70 ognuno. Siamo stati 16 dì in treno, prima di arrivare alla destinazione. E ne ha fatto fare un giro della malora perché dalla Grecia ne ha portato dentro Jugoslavia. E da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria, finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. So che un colpo, finché già ero in Romania, e il treno si era fermato su una stazione. E lì il mio amico Rino mi ha detto, ciao, che sono un borghese qua fuori. E mi ha detto che da dove vestiti da darne, se volemo. Dai demo, dismontiamo e stiamo qua, a sentire lui. Sommeia chi si è dromenato in prigionia. Ma intanto si è partito il treno. Se no già era facile che fossimo saltati sul serio. Là che c'era quelle distensioni di campagna che nessuno ne aveva lietata. Ma sarissimo sta buoni di venire a casa dopo. Non so come che sarebbe da finire. Fatto sta che quando siamo arrivati a Innsbruck, in Austria, e il treno invece che girare in su verso l'Italia, il girare in su per la Germania. E se sta allora che i nostri ufficiali, che da ormai avevano mangiato sale a foglia, gli capì il tranello che ne aveva fatto i tedeschi. Altro che portarmi a casa, in Italia, lì che non capì di essere stato prigionieri. Se lo che avessimo saputo prima, di sicuro qualcuno che voleva provare a scappare, ma da ormai già erano in mano della poglia. Già sta questo imbroglio che ne aveva dentro in Germania.
i nostri soldati si sentivano ormai nelle mani del destino, senza ordini, senza disposizioni e senza certezze davanti. La seconda è il fatto che speravano di tornare a casa. In realtà il periodo più difficile della loro esperienza di guerra e prigionia doveva ancora iniziare, perché quello che accade appunto dopo, nei 2 anni di prigionia che mio nonno visse a Berlino, fu sicuramente ancora più terribile rispetto ai singoli episodi di combattimento ai quali partecipò prima. Puoi approfondire un attimo questi 2 anni? Sì. Provi a raccontare qualcosa? Mio nonno fu portato inizialmente a Berlino e a Berlino di Massa. Ricordiamo subito che i soldati italiani ricevettero in qualche modo un trattamento speciale, nel senso che in Germania trovarono un escamotage per non farli dichiarare prigionieri di guerra, e in questo modo non furono sostenuti nemmeno dalla Convenzione di Ginevra, che dava alcune garanzie ai prigionieri di guerra, ma furono dichiarati internati militari. In questo modo non ebbero nemmeno il sostentamento che la Croce Rossa internazionale comunque riusciva a garantire ai prigionieri di guerra. Fu portato nel campo di prigionia di Wartenberg, che era sostanzialmente un campo dormitorio, nel senso che durante il giorno lui e i suoi compagni venivano impiegati in lavori forzati, di fatto. Per quasi tutta la sua esperienza di prigionia in Germania fu impiegato in lavori di muratura o comunque di sgombero delle strade e delle macerie, tranne un periodo più fortunato in cui fu destinato a una macelleria e lì ebbe la possibilità in qualche modo di mangiare e di portare da mangiare anche i suoi amici, seppur di frodo, insomma. Per dare un'idea di quello che era il clima che si respirava a Berlino, vorrei leggervi un capitolo che si intitola I bombardamenti. Berlino non era tanto grande. A quei tempi la era 50 km lunga e 40 km larga, ma dentro che c'era anche parchi e boscaglie, dove si poteva andare alla caccia. So che i sioli arrivava là col treno e si poteva copare lievori e caprioli. Però non poteva mica andare che sempre, mi ricordo che faceva la stagione venatoria, solo che un paio di settimane l'anno, giusto per dargli una scerata a ste bestie. Ma da ormai è già da finire la vita, bella, anche per chi che se le aveva sempre spassato, fino allora. Col tempo, difatti, che avete che essere che sempre più bombardamenti. Già era sempre gli americani a farli. Arrivava questi ciapi di apparecchi che non te che vedevi neanche a fine. Ogni tanto mi ricordo che passava anche qualche apparecchio inglese, ma solo per fare una scenata di ricognizione. Proprio perché Berlino era già una massa grande, per pensare di pestarla tutta su un colpo solo. Quando chi passava a bombardare, cepava solo che la zona della città. Ma la zona che cepava del militare, la metteva in ginocchio. Qui che aveva finito, restava in piedi solo che qualche murasso. A quel punto che c'era ciappi intieri di soldati tedeschi che andavano in volta per le strade a cantare, per tenere su il morale delle gente. I c'è sempre sta bravi a fare propaganda. Ciò, con già da arrivare gli apparecchi americani, ti sentivi che attaccava a suonare le sirene delle contraeree. E allora ti scappavi, ascontati da qualche parte, e intanto te vedevi sti ciappi di oselli di ferro che ti passava sopra la testa. Prima di tutto arrivava i caccia, che aveva da pareggiargli la strada ai bombardieri. Tante volte però andava zobassi in caluri a mitragliare le fortezze della contraerea tedesca. Se strutture le aveva muri di cemento armato larghi 4-5 metri e insieme le aveva un piano dove che casare canoncini e mitraglie pesanti, sempre a pareggiare quel colpo in canna. Si che arrivava le squadriglie d'aerei da bombardamento, messi a forma di punta di freccia. Parea che i fussi intrigavano avanti, da carichi che c'era. E allora ti cominciavi a vedere le bombe venire fuori dalle panze di questi apparecchi. Le giara grandi come vesoni e le giara tutte incaenate fra di loro. Cioè le bombe a caena le giara terribili.
serpiente stesso punto, prima che ne sciupava una, dopo un'altra, dopo st'altra. Mi ricordo che la terra le attaccava a sporlare appena che le muoveva fuori dagli apparecchi, prima ancora che le arrivasse su. E tante volte, mi buttavo su per terra, a pancia in su e coi bracci aperti, a guardare sto spettacolo, a pensare che adesso mi viene il brivido. Questo è un capitolo che ho voluto leggere per trasmettere, insomma, la sensazione di impotenza assoluta e totale che viveva da un lato la componente civile della città di Berlino, dall'altro doppiamente i nostri soldati che erano prigionieri di quella città, ma che comunque subivano le sorti della popolazione tedesca. Qualcuno del pubblico? Ok. Senti, sempre riallacciandoci a quello che abbiamo detto prima, dopo i tedeschi sono arrivati i russi. Sì. Per fortuna ha scampato la deportazione in Siberia. Come ha fatto a scamparla? Beh, diciamo che lì la situazione fu abbastanza complicata, nel senso che mio nonno si trova nel quartiere di Berlino di Wartenberg, che è un quartiere posto a nord-est della città. Fu uno dei primi quartieri nell'aprile del 1945 ad essere invaso dalle truppe sovietiche che si spinsero poi, come sappiamo, fino al centro di Berlino. Quelli furono i periodi più devastanti e brutali dell'esperienza di guerra e prigione di mio nonno, in quanto si trovò in sostanza fra due fuochi, fra le truppe tedesche che cercavano di resistere in ogni modo all'avanzata russa e le truppe sovietiche che in tutti i modi volevano arrivare a conquistare il centro di Berlino per impossessarsi della città prima delle truppe alleate. Scene che possiamo soltanto immaginare, persone che si sparavano da una finestra all'altra con tutti i mezzi a disposizione, per cui situazioni veramente impensabili per chi non le ha vissute, veramente. E il quartiere dove mio nonno era dislocato, appunto, fu preso sotto il controllo sovietico nell'aprile del 1945 e subito i prigionieri italiani come lui vennero deportati successivamente più ad est, in un paesino che ad oggi si trova in territorio polacco, al confine fra la Polonia e la Germania attuale. Lì è successa una cosa strana, nel senso che per qualche mese i nostri soldati, quelli che erano lì con mio nonno, furono impiegati in qualche sorta di lavoro, ma nulla di particolarmente gravoso, nulla di paragonabile a quello che accadeva durante la prigionia in Germania. E questo perché si seppe poi, quello doveva essere soltanto un punto di transito, nel senso che mio nonno e i suoi compagni erano destinati alla Siberia, dovevano andare in Siberia ai lavori forzati. In seguito però alla fine della conclusione definitiva del secondo conflitto mondiale ci fu l'intervento delle Nazioni Unite che impedì questo tipo di deportazione e, seppur con molto ritardo, mio nonno e i suoi compagni furono rimpatriati a settembre del 45, fra settembre e ottobre del 45. Quindi a proposito del rimpatrio di tuo nonno, rientra in patria e quello è un periodo importante sia per tuo nonno che finalmente ritorna a casa, sia anche storicamente perché segna la fine della guerra. Invece nel libro il capitolo dedicato a questo evento è piuttosto corto rispetto agli altri. Come mai? È una scelta che hai fatto o è stata dettata da qualcosa in particolare? Beh, allora prima lo leggo e poi lo commentiamo. Siamo arrivati in stazione a Vicenza verso le 10 del mattino. Già era il 2 ottobre del 45 e già da 3 anni che non tornava a casa. Insieme con me viaggiava Natale Spinato. Quando siamo arrivati in cima a Marano, Natale Spinato venne da casa.
Mi sono da accattare a mia sorella più vecchia, la Rina, che resta già lì poco distante. So che dopo le magari impastare su bicicletta per far prima arrivare a casa, ma appena monta su, finché già era ancora in corte da Rina. Goccia pa un ciodo lungo 5 cm. Gosto usare l'ora e sì che mi ha toccare salghe da tutto. A quel punto sono andato verso casa a piedi. So che già era subito il mezzodì. Ma volevo quasi fermarmi a bere un giosso di vino alla fortuna, l'osteria che cos'era ancora il giorno dopo, in piazzetta Santa Maria. Ma appena che sono stato lì ho pensato, no, meglio di no. Se no bevo massa e sono ancora a stomaco vuoto. Se è meglio che vai a casa, che tanto adesso ho tempo di venire qua ancora. Sì che sono da casa diretto, camminando svelto. Su per la stradetta di casa mia, ho cattato mio fratello Beppi, che c'era anche Tony Finanza insieme con lui. So che già devo caricare dell'uame su un carretto, col forcone. Quanto contento che è stato a vedermi. E insomma, gli vado a cacciacolare con lui. Ma tutto un colpo, Beppi, e che cade manda a sto Tony Finanza. Ma chi sei lo stomaco? Ti lo conosci? Tu? Se vede che non mi aveva neanche conoscesto. Cioè già un boccetto ancora e mi mancava da casa da 3 anni. Sì che Tony Finanza che ha tratto via il forcone che caspecava, ma non vedete mia, credo fratello. Mi ricordo che mi go fermarina scianta, perché aveva paura di andare a casa. Già era la roba che aveva desiderato di più per tutto il tempo della prigionia. E adesso, che già era lì, non aveva neanche il coraggio di mettere un piede dentro della porta. So che sono stato a fare un tocco sul primo scalino, neanche buono di muovermi. Ma dopo non ho deciso, perché aveva massa voglia di vedere la mia famiglia. Beh, qui mi ha visto venire dentro mia mamma e si è messa a piazza. Mio papà invece è andato subito in caneva attorno a una fiasca di vin buono. Dopo è cacciato a casa nostra tutti quelli del contrario per fare una festa. Allora ci commenti un po' il capitolo. Ah, sì, pardon. Sì, no, singolare comunque il trattamento in prigionia, singolare per certi versi, ma il trattamento che è stato riservato a tutti i nostri soldati, Sì. indipendentemente da chi faceva la cancelliera, quindi dall'ex alleato, ma anche dagli americani, soprattutto gli inglesi, che si sono accaniti all'irreversibile contro gli altri e dopo i russi. E quindi questo è il contraltare rispetto al trattamento che riservavano gli altri a chi aveva la fortuna di passare come italiano. Assolutamente sì. Lo status di internato creato apposta per non dover sottostare alle condizioni di Ginevra e quindi parificarlo come trattamento della popolazione locale che già soffriva di imposizioni a partire dal 42 in poi anche la popolazione tedesca ha cominciato a aggiungere un buco, 2 buchi, 3 buchi a cintura proprio perché non avevano di tanto per sostenere le loro. E dopo interessante il ritorno, certi versi paragonabile alle sensazioni dei alpini quando rientrano nel 1943 nel territorio italiano dopo la fine della campagna di Russia. Ah, sì. Là c'era l'ordine che non dovevano apparire, nessuno doveva vederli e loro si sentivano da una parte emozionati per Il ritorno. per aver ritoccato il suolo della patria e si sentivano traditi da questo atteggiamento, un tradimento che si sarebbe poi dimostrato ancora più grave con l'8 di settembre, perché con la mancanza di disposizioni di ordine da parte dello Stato Maggiore che se ne stava andando, più di 1 milione di soldati italiani sparsi su tutti i fronti sono rimasti senza ordini e sono rimasti in balia di chiunque, Esatto. con una situazione che
questo evento bellico devastante che, ad esempio, per quanto riguarda mio nonno, durò 5 anni e mezzo fra guerra e prigionia, tornando a casa una volta soltanto in licenza, per cui immaginate le sensazioni a cui furono costretti questi uomini. Tornando alla domanda di prima, Sì. questa è una domanda interessante che in qualche modo suggerisco, perché mi è stata posta una volta da una persona del pubblico e lì per lì devo confessare che mi sono trovato impreparato, nel senso che appunto questa signora, eravamo a Piovene, mi ricordo, che poi è venuta da me e mi ha detto che ha finalmente sentito delle storie, quelle storie che suo papà non le aveva raccontate. Suo papà che aveva fatto la stessa esperienza identica di mio nonno, ma che non aveva mai raccontato, mai voluto raccontare quello che aveva vissuto. E mi ha fatto questa domanda: ma perché questo capitolo, che in sostanza è uno dei capitoli più cruciali del libro, il libro racconta l'esperienza di guerra e prigionia di mio nonno, e seppur sia così importante, viene in qualche modo liquidato in così poche parole. Nel senso che ci sono capitoli all'interno del libro, questa signora l'aveva già letto, molto più lunghi, che però raccontano magari episodi molto meno interessanti e molto meno cruciali. E io lì per lì non ho saputo rispondere, ho tergiversato, confesso. Ci ho pensato poi a casa. Ho provato anche a chiedere a mio nonno, ma non ho avuto risposta. E allora ci ho pensato io, ci ho pensato un bel po' e alla fine mi sono dato una risposta che non so se è giusta, però è quella a cui ho pensato io. A mio nonno, che ha un carattere forte, molto deciso, tuttora, nonostante abbia 95 anni, è sempre piaciuto dimostrarsi e mostrarsi alle altre persone come una persona senza paura, forte, decisa, che nonostante le mille difficoltà della vita trova il modo per superarle. Non per niente si fa chiamare Johnny senza paura, tuttora. E forse in questo momento, quando si è trovato, come diceva lui, fermo sul primo scalino, con la paura di andare dentro casa, forse in quel momento quella corazza che si era costruito durante l'esperienza di prigionia e di guerra prima, per in qualche modo superare quelle difficoltà a cui doveva sottostare, quella corazza in qualche modo è venuta a mancare, nel senso che si è trovato finalmente dopo 5 anni e mezzo ad essere a 1 centimetro dalla fine di questa situazione. E forse lì per un momento non è più stato Johnny senza paura, ma è tornato ad essere truccato Natale o truccato Giovanni, che dir si voglia. E un uomo con tutte le sue sensibilità, le sue problematiche, i suoi desideri, lì si è sentito privato di questa corazza e forse un po' si vergogna di essersi sentito così privo e debole. Sì. Forse anche c'è un altro lato, mi permetto, Sì. rispetto a quello che hai detto tu, che lui era un momento che aspettava Sì. per 5 anni e mezzo e sapeva che se varcava la soglia di casa, quello che lui in 5 anni aveva sperato, sognato, sarebbe diventato reale. Certo. Quindi forse la paura era anche quello, no? Forse c'era anche l'incredulità di essere finalmente arrivato lì, certo, può essere. Forse anche la paura di realizzare che forse al di là della porta le sue speranze potevano in qualche modo andare deluse. Certamente. Sapeva la situazione che avrebbe trovato, quindi un tuffo di emozioni concentrate in pochi secondi che dopo si è tenuto dentro, Sì. liquidato la questione. Così, sì. Poche parole, non ne passiamo oltre, o al limite si torna a parlare di altre cose, però questa la conserviamo. E in effetti è stato anche difficile farmele raccontare, perché non nascondo che chi in qualche modo ha qualche anziano a casa che ha voglia di raccontare queste cose le sa. E ci sono degli episodi che vengono raccontati centinaia di volte, tanto che li ricordi perfettamente a memoria, no? E uno di questi è stato ad esempio l'episodio che vi ho letto come primo, quello del pugno e della comunione alpina. Questo episodio penso mi sia stato raccontato una volta o forse 2.
non a caso forse, perché è un episodio che preferisce non raccontare. Sì. Teniamo conto anche che adesso noi facciamo fatica a comprendere la lontananza che loro hanno provato, perché noi con i social media o comunque con tutti gli strumenti di comunicazione ai quali siamo abituati abbiamo un contatto reale e immediato anche se ci troviamo dall'altra parte del mondo. E mio nonno e i suoi compagni per 2 anni della prigionia, dall'ultima licenza, non aveva più visto né sentito nessuno. Per cui non sapeva se i suoi genitori erano ancora vivi, se era successo qualcosa, se veramente le situazioni erano fra le più complicate. Adesso non utilizza internet? No, non si è ancora aggiornato. A cosa che ha visto quando ha visto il libro? Caro parlato oppure sta avuto, come dire, Beh, allora, la prima volta che ho visto il libro ho detto, ma tutto lì. Tutte le robe che ti avevo contato, ma sei tutto dentro qua, secondo me non c'è niente dentro lì. Fatto sta che mio nonno è stato l'unico familiare che non l'ha letto. Ok? Perché comunque ha detto, di sicuro mi so di più rispetto a quello che è scritto dentro lì, figuremo se no. E superata questa fase, è stato molto orgoglioso e ha iniziato a dire a tutti i parenti, gli amici che venivano a trovarlo, guarda ciò che bel libro che ho scritto. Quindi si è preso un po' la paternità dell'opera. Esatto. Sì. Questa poi è stata l'esperienza e le sue reazioni. ogni tanto vienivo a fare assistere a qualche cosa? Non è mai venuto, no, perché ha delle difficoltà comunque di movimento. Aveva. Però gliele abbiamo fatte vedere, nel senso che le presentazioni che di solito facciamo vengono registrate, per cui ha la possibilità di vederle a casa ed è molto contento di questo. Sì. Scusa, assunto anche da Montecchio. Sarà fatto, sicuramente. Perché il personaggio di quel genere lì merita di essere ascoltato in questo libro qua, che ha raggiunto il bambino del suo giovanissimo. Sì. Ma io penso che adesso, senza voler dire tante cose, ma quei 2 o 3 anni di vita in più se li è presi, insomma, perché l'ho visto proprio rinascere quando ha avuto la possibilità di avere questo libro in mano e di farlo vedere a tutte le persone che entravano in casa, per di raccontare ancora le storie che magari prima aveva meno stimolo per raccontare. Sì, dai. Il far tornare il periodo della giovinezza, la stessa cosa che abbiamo visto anche lì, parlando anche a casa, persone che avevano vissuto l'epoca della guerra, ancora prima con l'Africa orientale, eccetera. C'è un sistema per fermarsi e il ricordo, c'è un ritornare, allora tanti personaggi non riesce più a ricordare aneddoti. Certo che il periodo della guerra è più o meno praticato perché la gente ha quasi una sorta di pudore a raccontarlo, quindi certi episodi anche quasi naturalmente, ma tanti altri resta nella memoria del singolo, certo, neanche sotto tortura e viene fuori. Volevo chiedere se il tuo nonno ha mai commentato il fatto che la stragrande maggioranza dei radici in generale non vogliono mai parlare o fanno fatica o hanno fatto fatica a parlarne, perché è una cosa, quella che appena detto in effetti è una cosa abbastanza frustrante, insomma. Allora, devo dire di no, non l'ha mai commentata, però volendo fare una riflessione, ne parlavo con mia mamma, mio nonno e mio nonno materno, che tante cose le ha raccontate a me e non a lei. Forse c'è stato il bisogno di far passare una generazione per raccontare delle cose che forse fin da subito non si aveva il coraggio di raccontare. Ma magari passati quei 20-30 anni forse si è trovato il coraggio o il bisogno di raccontare, perché a volte è un bisogno anche di non tenersi tutto dentro, di tirar fuori queste cose che si sono vissute, magari in parte, magari non tutto, perché sicuramente non mi ha raccontato tutto,
ci sono tanti buchi e deve aver vissuto tante esperienze crude che non mi ha raccontato perfettamente, però ha trovato il bisogno di parlare e questo secondo me è stato un fatto molto positivo per lui, ma anche per le persone che gli sono attorno, perché hanno potuto in qualche modo capire quello che aveva vissuto lui e le sue generazioni. E a distanza del tanti anni, il rapporto con gli Appennini così. È un rapporto buono, mio nonno mi dice sempre sono fiero e orgoglioso di essere stato nel PIN, e contentissimo quando li vede e vuole sempre guardare le parate del 2 giugno in TV perché si sente di essere ancora lì in mezzo, ecco. E è un bel rapporto sicuramente, di profondo affetto direi, come una seconda famiglia. Ricordare il fatto che io ho fatto la Naina nel 79, il Geo insieme con un truccato da Vicentino. Ma dai. Michele, Mi sembra che sia San Piero, però può essere. Beh, ma siamo tutti parenti. Perché mio nonno... determinati paesi con i nomi No, ma lì a Marano, il Turcato, tutti parenti, perché il nonno di mio nonno si partì da Arecoaro e quindi molti anni fa e si era trasferito a Marano comprando dei terreni, per cui dopo tutti parenti insomma i Turcati di Marano. Sì, di fatto sì. Allora sarà così, insomma. Ecco. Senti, adesso attraverso le letture, quello che tu ci hai detto, abbiamo conosciuto un po' Natale soldato. Sì. Okay. Ma il rapporto invece con te, perché questo libro ha un significato sì storico, culturale, eccetera, ma anche un significato affettivo, perché riporta uno spaccato della tua famiglia. No? Come hai iniziato a raccontarti tutte queste cose? Io non ricordo neanche quando si è iniziata, ero molto piccolo. Diciamo che fin da piccolo, fin da bambino, anziché raccontarmi le favole, mi raccontava le sue vicende di guerra, ecco, magari iniziando dalle meno problematiche e poi questa cosa è andata avanti nel tempo. Io a un certo punto mi sono reso conto che forse queste storie era opportuno trascriverle, perché mi sono reso conto che prima o poi non ci sarebbe più stato colui che me le raccontava e così è iniziato un po' questo diario di famiglia, che è iniziato come diario di famiglia e poi c'è stata la volontà di condividerlo con i nostri parenti da prima e poi strada facendo è diventato un libro che ho deciso di pubblicare. E quindi volevo il rapporto con te, il tuo ovviamente lì nel libro vedi un lato Sì. di Natale o di Giovanni, insomma. Però invece il Giovanni che chi legge il libro non vede, com'è? È un uomo che, cioè, chi legge il libro capisce il carattere di mio nonno, è un carattere forte, autoritario e che ha dei lati positivi e simpatici in certi aspetti e su altri aspetti ha dei lati magari più pesanti. È un uomo d'altri tempi, c'è poco da fare, è un uomo che è abituato a comandare, a decidere per se stesso e per gli altri, ma è questo che secondo me l'ha difeso anche a livello psicologico e durante quegli anni di guerra prigionia che ha vissuto. È un uomo d'altri tempi, sì, lo definirei così. Tornando un attimo indietro a quello che abbiamo detto, no? Il libro è una testimonianza della tua famiglia, Sì. è una testimonianza storica perché come abbiamo detto ci sono anche dei documenti a supporto, c'è una ricerca che tu hai fatto. È un libro che ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo su quello che è stato. Per le generazioni future, quindi anche quelle che vengono dopo me e te, insomma, no? Che più o meno io e te siamo quasi coetanei, come lo proporresti e vorresti che fosse proposto? Ma quello a cui io ho cercato di lavorare è in sostanza una presentazione
primo paese in cui ho fatto questo tipo di esperienza, dove abbiamo coinvolto le terze medie con i nonni. Nonni che in qualche modo avevano o vissuto una parte di questa esperienza o comunque avevano dei parenti, dei fratelli che avevano vissuto questa esperienza. Lo scopo del libro è quello di tramandare un'esperienza che è simile a moltissime altre, quindi non perché vissuta da mio nonno inteso come singolo, ma come vissuta da una generazione. Ecco. E mi ricollego al discorso che è stato fatto prima. Questo libro vuole essere una testimonianza, far capire, parlando come noi parliamo, questa è la volontà di essere proprio vicini al nostro territorio. Quindi anche per quello che usi la lingua Esatto. no? E trasmettere al nostro territorio, alle famiglie che ci vivono sul nostro territorio, una testimonianza di una generazione che ha sofferto e che l'ha fatto per costruire un futuro che voleva essere migliore, che in qualche modo lo è, che però è un futuro che ha dei rischi profondi se non siamo capaci di imparare da quello che è stato. Questo è l'insegnamento che si vuole in qualche modo dare. È una testimonianza, poi dalla testimonianza ciascuno trae un insegnamento che vuole, insomma. Però questa è stata la volontà con cui ho deciso di pubblicare il libro. Bravo. Grazie mille. Il commento del nonno che è riuscito a questo periodo così tribolato adesso, vedendo la situazione italiana di questi ultimi anni. Allora, Mettendoti il PIL al posto dell'inflazione. allora io qua ho un video che questa sera purtroppo abbiamo dei problemi con l'audio, quindi non riesco a farvi vedere, ma sul mio portatile c'è, se qualcuno vuole vederlo. È un video di pochi minuti e c'è stata una persona, che è stato un video amatoriale che abbiamo fatto noi, e un amico mio che gli faceva delle domande gli ha chiesto del tipo: e cosa dici di quello che succede adesso, che si sente al telegiornale? Vedo di quelle storie che li sbragaria su. Questo è il suo commento, insomma. E aggiunge: e sì, che sono credente, no, non credente. Comunque poi se volete ve lo faccio vedere, è che purtroppo non c'è l'audio. Un altro? Io concluderei con un piccolo pensiero, una frase che ho usato per concludere effettivamente il libro. Ed è un pensiero, una riflessione di mio nonno. Ecco, questa è la mia storia. Per contarvela che ho messo molto da tempo, ma spero al manco che per voi altri sia sta bene ascoltarmi. Ciò cos'è la giovane mia, so che restava a bocca aperta finché ascoltava le storie che mi contava i vecchi. Da ormai si venne invece un cammino, ma il mondo non si piccolo di una volta. Adesso tutti corrono, tutti spessica e non c'è più tempo per niente. Ma sapete cosa che vi dico io? La sé che spessiche, la sé che i corra. Intanto noi altri che non c'è quella del gusto, proprio come che si faceva sti anni. E credimi, non c'è maniera più bella di passare il tempo che il Signore mi aveva regalato. Bene, quindi noi vi ringraziamo, se qualcuno non ha qualcosa che vuole aggiungere, qualche curiosità che vuole chiedere, noi vi ringraziamo per l'attenzione. Chi vuole, là c'è il libro di Eric fa gli autografi, quindi rinnoviamo di nuovo i saluti e alla prossima. Grazie mille, grazie a voi.